Non so cosa dire, sono distrutto. Distrutto dal dolore. Così Renato Campana, imprenditore valligiano e grande amico di Gino Secco, il ristoratore che si è tolto la vita mezz'ora prima dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario per sfrattarlo dalla sua abitazione e dalla sua trattoria nel cuore di San Nazario. Campana era arrivato in piazza dopo aver sentito la notizia, non poteva credere che fosse successo. Le sue sono parole di enorme dolore per la perdita di una persona cara, di rabbia perché, dice fuori dal microfono, non si può morire così. Un amico da una vita, grande lavoratore, una brava persona che purtroppo è incappato in un momento tragico perché il lavoro è diminuito, il Covid l'ha messo in ginocchio e non ce la faceva più andare avanti. Purtroppo stamattina c'era lo sfratto, sì che io l'ho visto ieri sera, gli ho raccomandato di tenere i nervi saldi e che in qualche maniera si trovava una soluzione, però non mi ha ascoltato. Gino Secco non ce l'ha fatta ad andare avanti, ha imbracciato uno dei fucili che deteneva legalmente e ha fatto fuoco. Tutto troppo difficile da affrontare, tutto troppo pesante, tutto troppo. Il morale era sotto le ginocchia, per non dire sotto i piedi, ma non avrei mai pensato arrivarci a tanto. Un dolore grande. Non ci si pensa mai che possa succedere una cosa del genere.